Buon pomeriggio a tutti, benvenuti a questa nuova live di Reni Retro, benvenuti a tutti, sono le ore 16:09 di questo mercoledì 6 novembre 2024, Natale si avvicina e noi lo attendiamo. Allora, io ancora non ho fatto né albero né presepe, ma nei prossimi giorni andrò in quella soffitta a prendere tutto il materiale per, diciamo, addobbare casa e renderla compatibile con il Natale. Scusate, ma qui c'è ancora una zanzara sopravvissuta all'estate. Ok? Allora, benvenuti di nuovo. Oggi dobbiamo fare lo sfogliamo insieme di una rivista a cui io sono abbonato già da parecchio tempo. Avevo un po' dimenticato per delle vicissitudini, poi non è che l'ho fatto apposta, avevo dimenticato di rinnovare l'abbonamento, quindi ho fatto l'acquisto di questa rivista a parte e poi rinnovato l'abbonamento, e quindi ho visto oggi che è stato pubblicato che uscirà il numero nuovo a brevissimo, quindi che già è disponibile per gli abbonati e per i non abbonati sul loro sito. Ok? Quindi chi lo vuole comprare solo questo, cioè il numero nuovo, non questo che andremo a vedere, lo può andare a comprare sul loro sito, senza nulla togliere al fatto che potete comprare anche quello che vedremo oggi, è ancora disponibile sul loro sito. Allora, ovviamente avrete già visto, io metto sempre la copertina grande qui al lato, e quindi avrete capito che si parlerà di Zap, questa rivista iconica, ispirata a una rivista molto famosa degli anni 80 e primissimi 90, ok? Allora, quindi mi è arrivata questa busta, sempre da Irons di Vigevano, e noi andiamo tranquillamente ad aprire togliendo queste mollette che poi restano a me, cioè queste mollette prima usavano le buste autoadesive, adesso è già il secondo numero che ricevo con queste mollette, che poi possono tornare anche utili, ma anche la stessa busta può tornare utile anche se c'è il tra virgolette, chiamiamolo francobollo, c'è il mittente e c'è il destinatario. Comunque, allora andiamo a vedere. Come vedete il logo è quello iconico di Zap e c'è scritto 1398, vedete? Numero 1398 2024. Ok? Quindi questo è esattamente il numero che a me mancava. Vedete qui dietro ci sono gli altri numeri. Se volete andare a vedere lo sfogliamo insieme di questi altri tre numeri, lo potete tranquillamente fare andando a cercare nel mio canale i video relativi. Ok? Oggi faremo lo sfogliamo insieme di Zap numero 1398 e vi dico che già è uscito il 1499, sempre 2024. Ed eccolo qui, effettivamente è lui. Lo mettiamo vicino, anzi lo allontaniamo e lo avviciniamo così, vedete? È identico. Ok, bando alle ciance, questa è la quarta di copertina. Crashing e Zapping into Your Galaxy Now. C'è anche Crash, che è un'altra rivista, Oh, poi da quello che so mi sa che sono già finite, o mi pare che sono già finite le adesioni per Zap Rain, l'annuario. Io questa volta non l'ho preso, ma comunque anche quello era un bel... Se andate a cercare nel mio canale c'è lo sfogliamo insieme dell'annuario di Zap Rain, qui sotto c'è scritto Rain, ok? Però oggi
adesso andiamo a sfogliare Zap numero 1398. Allora, andiamo subito a vedere l'editoriale sempre di Paolo Besser, messo sempre in seconda di copertina insieme al sommario, e di qua ovviamente Gaming News. Gaming News, ci sono tutte le novità di videogiochi che ancora stanno facendo sugli 8 e 16 bit, voci di corridoio, notizie, anteprime e curiosità dal magico mondo delle piattaforme a 8 e 16 bit. Ok? Quindi qui ci sono tutti i gaming news. Ok? Quindi se siete curiosi di sapere quello che sta uscendo ancora per Commodore 64 o anche per il NES, per esempio per l'MSX, perché stanno ancora sviluppando qualcosa, sono cose molto, diciamo tra virgolette, amatoriali, secondo me hanno anche molto più valore perché vengono fatte quasi a costo zero da gente che ancora crede in queste macchine, in queste console, in questi computer. Quindi diciamo tanto di cappello, perché alle volte risulta anche molto molto oneroso dedicare parecchio tempo a queste macchine a fare del software, siano essi giochi, siano essi altri applicativi per queste macchine, sapendo che poi la distribuzione è molto limitata rispetto alla grande distribuzione che predilige, che ne so, la Nintendo Switch o l'Xbox o la PlayStation o anche il PC, per carità, PC. Allora, qui continuano Game News e di qua invece c'è Tony. Andiamo a vedere Commodore 64 gioco caldo, ed ecco qui, guardate che bello questo disegno che l'hanno messo anche in copertina, perché è veramente veramente molto ben realizzato, e questo è Montezuma's Gold. Allora, Montezuma, uno dei, cioè oramai non mi sento in grado di dire qual è il mio gioco preferito su Commodore 64, ma sicuramente Montezuma è uno di questi giochi tra i miei preferiti. Montezuma terzo mi pare che si chiamava, comunque Montezuma, questo pupazzetto quadrato, insomma, con il sombrero, diciamo, era graficamente era molto limitato, però era molto bello perché si trattava di andare in diverse stanze di questa che poteva essere anche l'interno di una piramide, andare a cercare tutte delle varie chiavi per aprire determinate porte, accedere ad altre stanze per poi arrivare alla stanza del tesoro, dove poi uno si trova a cadere, a dover raccogliere il maggior numero di diamanti possibili per poi cominciare di nuovo nella, diciamo, nella piramide, chiamiamola così, in questo chiamiamolo labirinto, a dover trovare altre chiavi diverse, dover visitare altre stanze per poi raggiungere di nuovo questo tesoro e andare a raccogliere altri diamantini. Quindi Montezuma era molto molto bello su Commodore 64, ci ho perso diversi pomeriggi, lo ricordo con molto affetto, insomma mi è piaciuto parecchio Montezuma, e questo si chiama Tony Montezuma's Gold. Ok? E questo è gioco caldo per C64. Che significa gioco caldo? Significa che ha preso oltre il 90%, e non è medaglia d'oro perché ha preso 94. Avesse preso 95, un solo voto in più, era medaglia d'oro di Zap. Quindi questo è diventato gioco caldo, mi pare che tra 90 e 94% è gioco caldo per Commodore 64. Oh, queste immagini sono tutte... perché questa è la versione amica pure ancora, cioè download, costa $10, il digital download. Allora, su Amiga ha preso 89%, sull'Atari XE/XL ha preso 92%, su Commodore 64 94%, quindi non è poco. Volevo vedere perché a me risulta sempre monocromatico, non so perché, ma sarà sicuramente, questo è a fosfori gialli, qui a fosfori verdi, qui addirittura è bianco e nero. Comunque la grafica ha preso un bel 93%, quindi niente,
Purtroppo mi chiamano su Telegram, ma attualmente non posso rispondere. Aspettate che scrivo che non posso rispondere. Allora, dove sta? Che è successo? Allora, sono in live su YouTube, non posso rispondere. Sono in live su YouTube, non posso rispondere. Allora, poi dopo ascolterò tutti i messaggi. Va bene. Allora, quindi niente, dicevamo, Montezuma lo vedo monocromatico, vedo ecco, a fosfori verdi, come ho detto, a fosfori gialli, bianco e nero addirittura. Tra l'altro la versione amica, vabbè, addirittura su questo ambra, colore ambra. Boh, vedremo, vedremo. Vorrei ascoltare questi messaggi, ma non posso, è un macello perché aspettate, che devo fare una cosa. Allora, seleziona, aspettate, che devo selezionare un sacco di roba qua, così me lo inoltro, scusate, ok, in modo che dopo me li vado a sentire tutti dopo. Ok, va bene, allora andiamo avanti. Scusate l'intermezzo, ma si vede che è una cosa urgente perché di solito non mi chiamano mai. Comunque andremo, poi vedo un po'. Allora, andiamo avanti, scusate questo intermezzo. Ermano per Game Boy, addirittura in digital download costa 10 euro, 59 euro in versione cartuccia, perché questo è anche medaglia d'oro per Game Boy. Ha preso 95% ragazzi, 95% per Ermano, medaglia d'oro di Zap per Game Boy. C'è anche il commento di Paolo Besser, vedete? Stavo vedendo, io do un'occhiata insieme a voi vi ho fatto vedere al volo le due pagine, ma io intanto do un'occhiata anche perché l'ho aperto insieme a voi. Questa rivista mi è arrivata questa mattina all'1:30. Pensate che io ho scritto a Paolo e gli ho detto guarda che diverso tempo fa io ho acquistato a parte il 13,98 di Zap, ho visto che è uscito il 14,99, ma a me ancora non è arrivato. Questo gliel'ho scritto stamattina perché stamattina stavo in concessionaria Renault a far fare il tagliando alla mia macchina e avevo 5 minuti, gli ho scritto. Lui ovviamente non ha letto ancora il messaggio, però poi gli ho rimandato la foto del plico con scritto guarda che è tutto a posto, il 13,98, penso gli ho scritto che sia il 13,98 perché dubito che già abbiano spedito tutti i 14,99 e comunque pur avendoli spediti ci mette qualche giorno ad arrivare, infatti a me ci ha messo più di 2 settimane, però io non vado mai di fretta, io non c'ho mai fretta in nessuna cosa, quindi aspetto, non c'è problema. Io l'avevo scritto così perché avevo un attimo di tempo e guarda caso poi rientrando a casa poi mi ha citofonato il postino e mi ha dato, poteva anche evitare di citofonarmi e metterlo nella cassetta, però mi ha citofonato, me l'ha dato e quindi sono stato contento. Andiamo avanti. Cecconoid della Thalamus. Questo è un test gioco caldo per Amiga. A me sembra Cecconoid. Cecconoid per Amiga. A me questi loghi poi comunque piacciono sempre di più, no, i font con cui scrivono i giochi, che spesso sono dei loghi, non ho sbagliato a parlare, spesso sono dei loghi e non sono dei font, cioè vengono proprio disegnati apposta, non esistono font, come in questo caso si sa come sono le C, le E, le O, le N, la I e la D, tutte le altre lettere possono, se questo non è un font ed è un logo, non esistono le altre lettere. Viene fatto così come se fosse un logo e quindi rimane lì. Poi se uno si vuole mettere lì a disegnare tutte le altre lettere lo può fare, ci mancherebbe,
creare un font, però io su Commodore 64 e su Amiga, su C64 ne ho fatti mi pare 2 o 3 di font inventati da me, però staranno in mezzo a qualche dischetto, ma saranno andati persi. Su Amiga un paio, 2 o 3 l'ho fatti perché mi servivano dei font particolari. Non è per niente semplice andare a disegnare dei font, cioè si può partire anche da uno già fatto, andarlo a modificare pixel per pixel, ma lasciate stare, ce ne stanno talmente tanti oramai già fatti che non conviene. Quindi questo è Cecconoid per Amiga, costa 10 euro in digital download o 15 euro in CD. Gioco caldo per Amiga ha preso 92% di totale. Andate quindi a leggervi la recensione acquistando la rivista. Questo si chiama Shift Haplo per C64 Atari 8 bit ed è gratuito. Anche questo per C64 gioco caldo 90% ed anche questo è tutto in bianco e nero, vedete? Ma è alla grande a 8 bit proprio, è proprio retro al 100% e si chiama Shift della Aplo per C64 e Atari 8 bit. Ok? Quindi globale 90%, versione Atari 800, globale 86%. Andiamo avanti. Princess Palomas Rescue, gioco caldo per MSX, ha preso 94%, quindi il massimo per un gioco caldo. Questo gratuito in digital download, però richiede l'espansione a 128 KB per MSX e deve essere un bellissimo gioco anche questo per MSX. Princess Palomas Rescue, quindi bisogna salvare la principessa Paloma. Ok, la principessa, sì, il salvataggio della principessa Paloma, sì, la traduzione è esatta. Ok, andiamo a vedere, ha preso parecchio sulla longevità, quindi è molto giocabile questo gioco, e ha preso parecchio anche nella grafica, quindi è curata sia la grafica sia la longevità, cioè la giocabilità, quanto ti appassiona un gioco e quanto ti viene voglia di portarlo a termine. Ok, qui abbiamo ZX Next, se riesco a parlare bene. Aliens Neoplasma 2, anche questo costa 8 dollari in digital download. Quindi ZX Spectrum Next, medaglia d'oro di Zappa, ha preso 96%. Guardate, bellissimo anche questo, molto molto bello. Quindi per il Sinclair ZX Next. Allora, questo ha preso 94% sulla grafica, 97% sull'appetibilità e la longevità 96%, quindi è un bellissimo gioco, questo andrebbe giocato. Andiamo avanti, torniamo sul Commodore 64. Timos Castle, 5 euro in digital download, 5 dollari, su supporto fisico 35 sterline. Qua il prezzo è un po' sterline, un po' in dollari, un po' in euro, vabbè, quello che si trova loro mettono. Il gioco è Timos Castle, ha preso 87% per Commodore 64, per quanto lo vedo molto molto colorato questo Timos Castle. Ok? Andiamo a vedere. Molto belle le immagini, comunque ricorda tanto la rivista degli anni 80, quanto mi piace sfogliare questa rivista Zap, perciò ho rinnovato l'abbonamento, penso di aver fatto bene perché è qualcosa di spettacolare sfogliare questa rivista. Allora, i nuovi racconti di Mago Merlino. Da quest'altra pagina ci dedichiamo allo Spectrum e al Commodore 64 con Broken Mirror, gioco caldo, e ha preso 91%. 91% Broken Mirror gratuito in digital download, ok, sia per Spectrum che per C64. Andiamo avanti. Qua ci sta Geos Quest per Amiga,
71% e The Key Episode 1 per Amstrad 88%. Da quest'altra parte c'è un test per Amstrad, The Heart of Salamanderland. Io mi ricordo Salamander per Commodore 64, un gioco a scorrimento orizzontale molto molto bello, molto simile ad R-Type. R-Type e Salamander su Commodore 64 sono uno più bello dell'altro. Comunque, The Heart of Salamanderland, questo è addirittura gratuito in digital download e ha preso 71%. Vediamo di cosa sto parlando. Eccole qua le due pagine. Su una pagina, quella bianca, ci sono due recensioni, su quella invece color salmone ce n'è una. Salamanderland. The Heart of Salamanderland. Ok? Allora, qui invece c'è un feature, il parco a tema del retro gaming. Fanservice più che innovazione. Allora, andiamo a vedere. Ok, questo sarà tutto da leggere, un articolo, quindi feature Retro Beats, e su questa pagina ci dedichiamo allo Spectrum 48K e 128K e il Basilisco de Roco. Vabbè, non so neanche se l'ho letto bene. Comunque ha preso 73% su Spectrum 48 e 128K. Dall'altra parte invece c'è un'altra feature. Ok? Allora, andiamo avanti. Plus 4, porting di un gioco cult, ok? Medaglia d'oro, 96%, Prince of Persia, il porting su Commodore Plus 4. Ragazzi, hanno fatto il porting su Commodore Plus 4 di Prince of Persia e questo è anche gratuito in digital download. Pensate un po'. Gratuito in digital download per Commodore Plus 4 Prince of Persia. Penso che dovrebbe funzionare anche senza espansione. Bellissimo, 96%, ha preso sulla longevità addirittura 97% sulla longevità e 94% sulla grafica, quindi un gran bel gioco, D'altronde Prince of Persia era bello su tutte le piattaforme su cui è uscito. Andiamo avanti, passiamo al NES, Nintendo Entertainment System. NES, gioco caldo 94% ed è Dataman. Questo costa $10 in digital download e 50 euro su cartuccia. Ok, per il NES. Qui siamo sul Nintendo Entertainment System. Ok? Quindi Dark Beats, la casa che distribuisce, diciamo, questo videogioco, e dalle immagini che vedo è un videogioco incentrato sui circuiti elettronici, perché vedo appunto dei circuiti stampati, sembrano delle schede su cui ci sono dei chip, quindi Dataman deve essere molto molto bello questo gioco. Esiste pure la versione per PC e Mac OS X. Ok? Quindi globale 94%, gioco caldo di Zap per NES, PC e Mac. Ok? Andiamo avanti, si ritorna sul C64, Binary Battle della Haplo, esiste anche per Plus 4, ZX Spectrum. E niente, guardate, a me ricorda molto il Geos sta cosa. Poi leggerò bene di che cosa si tratta questo Binary Battle. 85%, quindi la versione per Spectrum ha preso 82%, la versione per Plus 4 85%, e a me ricorda un sacco il Geos sta cosa. Poi mi devo leggere bene questo articolo perché sicuramente c'è di mezzo il Geos, perché le finestre sono molto simili a quelle del Geos.
il GEOS è il Graphic Environment Operating System della Berkeley Softworks, creato su un Commodore 64 base senza espansione, girava su un floppy da 5 pollici e un quarto. Io l'avevo messo anche su un 3 pollici e mezzo per inglobare più applicativi, perché sennò dovevo sempre stare a cambiare dischetto. Girava anche con due floppy da 5 e un quarto, quindi se uno aveva un doppio 1541 già girava meglio, perché si lasciava sempre il GEOS kernel col GeoBoot e tutto quanto, diciamo, il desktop dentro il floppy A, e nel floppy B si metteva GeoWrite, GeoPaint, GeoPublish e tutti gli applicativi, sfruttando, diciamo, il floppy B. Però con il floppy da 3 pollici e mezzo, col fatto che è anche più veloce nel trasferimento dati, è anche più fluido usufruire di questo sistema operativo. Io l'ho usato tantissimo il GEOS, mi è piaciuto tantissimo, poi passai ovviamente al Workbench di Amiga, prima l'1.2, poi l'1.3, poi il 2.0, il 3.1, e quindi quelli erano ovviamente nettamente superiori al GEOS del 64, però uno rimane sempre affezionato al primissimo sistema operativo a finestre che è stato usato. Io ho usato il GEOS, poi passai pure a Windows 3.1, 3.11 for Workgroup del PC, poi Windows 95, 98, Millennium, 2000, XP e tutti gli altri che si sono evoluti dopo. Ho usato pochissimo macOS, macOS l'ho usato un po' perché giù c'ho anche un Mac mini G4, però diciamo era molto simile al sistema operativo Windows, quindi ho preferito andare avanti con Windows e lasciare un po' da parte Mac, anche perché io lavoravo molto sui server, e lo vedremo quando affronterò la mia storia, e quindi vi racconterò perché sono stato portato a studiare, poi a diventare sistemista su determinati sistemi operativi piuttosto che su altri. Andiamo avanti, qui abbiamo una pagina dedicata ad Amiga PC e l'altra parte allo Spectrum. La parte Amiga c'ha Global 76%, la parte PC ha Frantic Freddy Returns 52%, e la parte Spectrum ha una pagina intera dedicata a Jet Set Steamboat Willie, che ha preso 84%. Ecco le quali due pagine di cui vi sto parlando. Ok? Allora andiamo avanti. Allora, qui abbiamo altre due pagine dedicate a tre piattaforme diverse: C64, MSX e Amstrad. Tra l'altro qui sull'Amstrad c'è qualcosa di spettacolare, vabbè. Ha preso 70%, però già soltanto le immagini che vedo mi riportano in quegli anni 70, vabbè. Allora, C64 c'è Delve Deeper, ha preso 67%, per MSX c'è Operation Wolf, il porting su MSX di questo iconico gioco, esisteva anche sul Commodore 64, c'era anche in sala giochi, l'arcade di Operation Wolf, 88%, e per Amstrad con 70%, però ha preso 95% sulla grafica, Goldrake, che sarebbe Goldrake, UFO Robot. Ma guardate che spettacolo! Io ve lo faccio vedere per poco tempo perché vi voglio far acquistare questa rivista. Acquistate questa rivista sul sito di Irons, andate su Oboli, Zap, cercate Zap tranquillamente, non si compra su zap.it, che lì ci sono i numeri arretrati degli anni 80-90, ma andate su Oboli, Zap, vabbè, lo trovate, poi secondo me qua lo metterà, lo trovo, l'indirizzo lo farvelo vedere, che se no gli devo dire di dedicare almeno una pagina all'abbonamento, perché qui non lo vedo scritto, qui c'è l'editoriale. Comunque c'è la pagina, si trova facilmente su Google, mettete Zap 1398 e vi porta direttamente all'acquisto. Basta che scrivete Zap spazio 13/98 e vi trova direttamente questa, e così potete procedere all'acquisto pure degli arretrati o di quelli che sono usciti dopo, come il 1499. Comunque bellissima rivista, bellissima la carta, mi piace tutto. Poi andrò a leggere, ma tanto gli articoli sono scritti sempre molto molto bene, da gente molto molto valida. Ok? Allora, quindi qui abbiamo visto Goldrake per Amstrad, che ha preso 70%, perché la longevità
non è chissà che, comunque la grafica 95%. Andiamo di qua, altre due pagine, 3 macchine Atari ST VIC-20 e C64. Allora, Tenebra 2 è per Atari ST 79%, Tenebra 2. Future Fighter per Commodore VIC-20 70% e Drip Commodore 64 ha preso 85%. Guardate queste altre due pagine che belle, spettacolari, spettacolari, ma anche ancora più spettacolare il fatto che c'è ancora gente che dedica del tempo ad una macchina estremamente datata come il VIC-20. VIC-20 con 3K di RAM, ma qui sicuramente ci vuole l'espansione. ME per VIC-20 con digital cartuccia, no, non dice l'espansione, è gratis in digital download, costa 10 euro con la cartuccia. Future Fighter non parla di espansione, ma magari questo gira davvero con 3K di RAM, ma cioè è vero che il VIC-20 c'ha la 3K di RAM basic, poi diciamo mi pare che si arrivava a 5, a poco di più, ma non mi ricordo bene. E comunque era estremamente complesso sviluppare su VIC-20, anche perché la grafica era di bassissima risoluzione, molto più bassa di quella del Commodore 64, quindi diciamo sviluppare un gioco su quella macchina degno di complimenti, secondo me, degno di tanto di cappello, di inchino. Andiamo avanti. Torniamo allora, test Kien GBA ha preso 75% Kien, e poi c'è per VIC-20 un test ha preso 88%, Formula V20 1985 per VIC-20, addirittura questo è gratuito in digital download. Zap test e c'ha diciamo la grafica 90%, lascia un po' a desiderare la longevità, quindi non si lascia giocare. Vedete, Formula V20 1985 per VIC-20. Ancora si sviluppa su VIC-20. Due belle pagine dedicate al Sinclair ZX Spectrum. Qua Spectrum 128 e qua ZX Spectrum normale. Di qua abbiamo Mutant Mushrooms, quindi i funghi mutanti, Mutant Mushrooms, ha preso 71% globale, e invece per Spectrum Shovel Duck 2, Dig Duck, io mi ricordo Dig Dug, che era quell'altro giochino che dovevi andare a gonfiare, dovevi gonfiare gli avversari per farli esplodere. Questo invece è Dig Duck, infatti c'è la paperella qui disegnata, 73% per Sinclair ZX Spectrum, ok? Questo non è gratuito, però mi pare che costa poco più di 2 euro, 2 dollari, quello che è in digital download. Carina quella papera disegnata qui in basso. Andiamo avanti. Due domande a Badger Punch Games. Zap Feature Badger Punch, ok? Nel numero scorso abbiamo recensito vabbè. E qui hanno fatto diciamo una bella intervista a Badger Punch Games. Andiamo avanti. Commodore 64, non mi ricordo esattamente che anno era, però quando mi arrivò per le mani questo software, perché di un software si tratta, mi ci dedicai anche io un po', anche se quello che cioè ho fatto delle cose proprio molto molto amatoriali, non mi sono degnato neanche di copiarle a degli amici, perché non valeva proprio la pena, però era molto molto usato da un sacco di gente. Di che cosa sto parlando? Shoot 'em Up Construction Kit, il SEUC. Il SEUC era un programmone che serviva per fare i giochi, ok?
Quindi Seuk, che era tutto puntato, in questo caso l'avete visto senza punti, Seuk See the Ways Left, Seuk era Shoot 'em up construction kit, infatti SEUCK è il Seuk, Shoot 'em up construction kit, e infatti venivano fatti degli shoot 'em up a scorrimento più che altro o verticale o orizzontale. Quindi vedete, il menu era bellissimo, vedete, potevate disegnare gli sprite, gli oggetti, gli sfondi, gli effetti sonori, le limitazioni dei giocatori, diciamo i nemici, i livelli, insomma un sacco di cose. E poi c'era anche test game per vedere come girava il vostro gioco. Guarda, e poi di storage andavate a salvare o a caricare quello che stavate facendo, o, sia salvarlo che ricaricarlo magari il giorno dopo per continuare quello che avevate fatto. Quindi diciamo che il Seuk era un programmone fatto benissimo, che ha permesso a tanta gente amatoriale, così a livello diciamo senza troppe conoscenze dei vari linguaggi di programmazione, Basic o Assembly, esadecimale, addirittura c'è un sacco di gente che scriveva direttamente in esadecimale in linguaggio macchina per fare i giochi. In questo caso invece, se eri un po' abile con la grafica, a disegnare un po' di sfondi, a disegnare degli sprite, che quindi erano delle figurine, 2, 3, 4, 5, massimo 6 mi pare, che si muovevano, tipo un pupazzetto che correva, quelli erano 2 o 3 sprite per vedere diciamo, le gambe che correvano. Diciamo, gli sprite per Commodore 64 erano una figurina ripetuta 3-4 volte in posizioni diverse, e quindi diciamo, se c'avevi una manualità grafica, te ne intendevi un po' del suono eccetera, potevi tirare fuori un giochino carino. Io non me ne intendevo né di grafica perché non so disegnare, né di sonoro, perché anche essendo DJ non avevo quella fantasia necessaria per creare un qualcosa da zero. Io tanto di cappello a quelli che fanno anche i remix di tutte le canzoni che già esistono, o quelli che creano musica lì dove non esiste, perché io non saprei proprio da dove cominciare. Ovviamente adesso molti cantanti l'hanno spiegato che alcuni partono dalle parole, alcuni hanno una melodia e ci associano poi le parole, cioè è molto soggettivo, però io proprio non sapevo proprio da dove cominciare, quindi tanto di cappello a chi ha fatto anche del materiale molto buono utilizzando questo Seuk, perché diciamo, senza avere anche la conoscenza informatica dei linguaggi di programmazione potevi creare un giochino carino, avendo un po' di fantasia te lo creavi molto semplicemente. Andiamo avanti, passiamo a PC e Mac. Scald Against the Black Priority, questo costa 14,99 in digital download, ha preso 92%, quindi è un gioco caldo per PC e Mac. Eccolo qui, PC e Mac, gioco caldo. Andiamo avanti. Hardware Ambernic RG35XX Plus, questo è un test, vedete? C'era una volta in sala giochi un'ampia esposizione di cabinati dagli schermi, sto leggendo, vennero i computer e le console, i cabinati si illustrano in cartucce, infine venne Ambermic, e tutto questo è diventato un handheld grande come un Game Boy, forse anche meno. Vabbè, qui praticamente è diciamo un videogioco portatile che si può collegare secondo me in qualche modo anche alla TV, ok? E questo è l'Ambernic RG55XX, articolo di Paolo Besser, quindi lo leggerò senz'altro. Allora, hardware, eccolo qui, continuiamo. Tapuino, sempre qua si parla di hardware. Tapuino. Oh, e poi nelle ultime due pagine
come di consueto c'è Zapposta per vedere pubblicata la vostra letterina qualora venga selezionata, posta @zappmagazine.it, vedete? E questa è la posta di Zap, ok? Scrivete un'email a posta@zappmagazine.it e se verrà reputato opportuno verrete scelti e pubblicati direttamente su questa rivista, ok? Quindi abbiamo sfogliato insieme questa spettacolare rivista uscita nel 2024, numero 1398. Io senza occhiali qua non lo so, comunque mi pare che è di quest'estate questa rivista, ok? Questa è di quest'estate, ma guardate, c'è le copertine pure, io vi voglio far rivedere tutte le copertine, guardate, guardate che belle le copertine, cioè ve le avvicino perché le copertine sono qualcosa di spettacolare, a parte che basta che ve le andate a cercare, guardate questa, aspettate, mettiamo che tanto lì c'è Candy Candy, guardate questa che bella, cioè ma solo per le copertine, ma ne vogliamo parlare? Cioè, e questa già la vedete qua, c'è Street Fighter, ok, mettiamola qui questa. Zap, una rivista iconica degli anni 80-90, tornata in vita grazie all'unione di più persone. Io in queste mie live non voglio far altro che far conoscere a più persone possibile, anche se non ho una grandissima visibilità, ma io vorrei fare tanti complimenti a tutti coloro che prendono parte alla realizzazione di riviste come questa. Io purtroppo non posso prenderne più di tante. Io già adesso dobbiamo fare ancora lo sfogliamo insieme di questo Japan Magazine, ce l'ho in coda, purtroppo gli impegni pure io uno ha altre cose da fare, quindi trovare quell'oretta e mezza per organizzare una live non è neanche troppo semplice. Quindi una novità, non so se avete visto che sto pubblicando le Piccadilly Soft, è un'idea che mi è venuta di cominciare su questo canale, sul mio canale principale, di pubblicare, diciamo, come se fosse un podcast musicale, tutte le compilation, non fa niente che sono copyright, per adesso YouTube me l'ha bloccato soltanto in Russia, quindi a me sinceramente che vengano ascoltate in Russia poco mi interessa, quindi a me interessa che vengano ascoltate qui in Italia, già mi basterebbe. E quindi sarà un appuntamento quotidiano, tutti i giorni io pubblicherò una compilation, una che sia da un'ora, 45 minuti, insomma tutte quelle che sono circa 700 mi pare, tutte quelle che ho su Mixcloud, le trasformo da solo audio ad audio più video, tra l'altro un'operazione che con questo computer del 2012 mi ci vogliono 3 ore per fare un video decente a 720 di risoluzione, quindi in HD normale, neanche in Full HD a 1080, perché sennò mi ci metterebbe 5 ore per ogni, se non anche di più, per ogni video, non è fattibile, però dedicare 3 ore diciamo si può fare, mi sto anche avvantaggiando, quindi ce n'ho diverse già pronte che però ne voglio pubblicare la mattina, una sola al giorno, e vedremo, arriveremo sicuramente a Natale tranquillamente. Pubblicherò tutte le Piccadilly Soft che ho, alcune sono già state pubblicate su Mixcloud, altre no, perché Mixcloud poi ha messo la pubblicazione a pagamento. Io lì c'avevo 700 e passa compilation pubblicate, adesso mi pare che ha messo a 3 o 5 il limite. Io sul mio account ce n'ho molte di più, loro hanno detto che quelle già pubblicate rimanevano lì, per me va bene così. Ovviamente io ho tutti i wave di quelle compilation e pubblicherò i wave, non è che mi vado a scaricare quelle di Mixcloud, ho tutti i wave e vado a pubblicare quelle in wave, ovviamente ricompresse per la qualità YouTube, però sto cercando di fare una compressione a 48 kHz, poi vedremo YouTube a quanto poi le rende disponibili. Quindi andate nel mio canale, dentro la sezione video troverete diciamo queste compilation, questi io li chiamo, cioè YouTube stesso mi ha detto l'abbiamo messe queste 3 che hai pubblicato dentro diciamo un podcast. Io non sapevo neanche che si potevano fare i podcast su YouTube, anzi mi sto documentando su come migliorare un po' e quindi rendere un podcast un po'
più fruibile, più facilmente fruibile. Devo leggere un po' le istruzioni, mi ha mandato un link che ancora devo leggere. In finale di live, come sempre, vi invito a visitare i miei siti classe74.it, che è il principale, dove troverete tanti argomenti che contengono tanti oggetti in vendita su Amazon. Poi c'è legolando.it, che è dedicato ai Lego, è passato adesso qui, vedete, Lego, quindi ci sono tutti i vari set, le offerte, quelli che per me erano i top 50, quindi diciamo un sito abbastanza completo, abbastanza pieno di materiale. Poi c'è starwarsstore.it, che è il sito più grande che io abbia mai fatto, un po' abbandonato, è vero, sì, anche perché pure Amazon ha abbandonato un po' il mondo di Star Wars, e quando io ho fatto nel 2021 quel sito, Amazon era pieno di merchandising per Star Wars. Poi ha cominciato a levare un sacco di roba e quindi molti link non portano a nessuna parte. Quello che c'è comunque c'è ancora disponibile e sta anche sul sito mio. Poi c'è renyjstore.it, dedicato alla musica, e il mondo del vinile, molto importante, il mondo del vinile.it, perché è dedicato a un'altra mia passione, che sono i vinili. Ultimo ma non meno importante è magliette vintage. Andate a vedere magliettevintage.it, vedrete che non ve ne pentirete, ok? Poi vedo, perché se c'è abbastanza affluenza su questi siti, per esempio su magliette vintage, e io poi lo incremento, lo ingrandisco, ci metto pure le felpe, insomma mi viene più voglia di lavorarci e di perderci tempo. Attualmente c'è pochissima gente che li va a vedere questi siti, devo essere sincero. magliettevintage.it, andate a vedere questi siti. Io vi ringrazio tantissimo di essere stati qui con me. Sono le ore 16:55 di questo mercoledì 6 novembre 2024. In futuro dobbiamo fare lo sfogliamo insieme di questo, e c'è sempre il progetto della mia nostra storia, cioè gli anni 80-90 vissuti dal mio punto di vista, e vi racconterò in modo diversificato la mia vita, diciamo nei computer, e quindi come Reni Retro, la mia vita guardando cartoni animati e leggendo fumetti, quindi come Reni Toons, la mia vita come DJ, come collezionista di audiocassette e di vinili, quindi come Reni J. Ok? Grazie mille di nuovo di essere stati qui con me, vi do appuntamento alla prossima live. Qualora vi piacciono questi contenuti, vi prego di mettere un like, un commento, e se lo ritenete opportuno iscrivetevi al mio canale. Grazie mille di nuovo, vi lascio con la sigla finale e ci vediamo alla prossima live, ok? Grazie mille a tutti, ciao!